Media Europa. Media Europa Channel. Buongiorno all'ascolto, siamo a Pasian di Prato oggi in trasferta con Enzo Cataluzzi per parlare insomma di politica e quello che accade in Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovato Enzo, oggi in versione singolo, come si dice, perché chi vi parla sta dietro la regia mobile. Allora Enzo, ci sono tanti temi da trattare, io direi di partire subito, visto che c'è tanta carne al fuoco, con il caso Bini. Il caso Bini senz'altro è un caso che ha un riverbero particolare. Io penso che l'ipotesi dell'incompatibilità dell'assessore Bini, che le forze dell'opposizione hanno di nuovo rinfocolato, più che altro è un attacco anche al presidente della giunta regionale Federica. Perché dico questo? Perché evidentemente loro stanno tentando di presentare a Federica un piatto, diciamo così, freddo, dove si dice tu non puoi tenere questo assessore perché ti imbarazza la tua giunta e tutte queste robe qua. È evidente che hanno portato come complementarità al tema il fatto che l'azienda di riferimento dell'assessore Bini, della Promos, ha una, dove lui è naturalmente l'azionista di maggioranza, ha alcuni appalti regionali che in qualche modo, secondo l'opposizione, porterebbe a una incompatibilità di fatto. Ora si vedrà se questo tema scardinerà un po' dal punto di vista politico la maggioranza peraltro che non repre alle accuse, ma si è ricompattata. Io penso che si ricompatterà ancora di più. Sarà solo l'assessore Bini a trarre le conseguenze e penso che lui continuerà il suo lavoro. Questo è il sentiment che si respira un po' in regione. Senti, il mal di pancia all'interno della maggioranza sarà, come hai detto tu, in un certo senso assopito per, diciamo, con una medicina particolare che è classica della politica italiana. Immaginiamoci, dopo in Friuli qui si trova sempre la soluzione. La soluzione si trova, tra parentesi, c'è un braccio di ferro sempre in maggioranza tra la Lega e il Fratelli d'Italia sul terzo mandato. È chiaro che questo diciamo, busilis verrà risolto a livello nazionale dalla Meloni e da Salvini, anche perché sul terzo mandato si giocano molti destini personali, non ultimo che quello del Presidente della Giunta regionale, che in qualche modo tenta il terzo mandato, che penso che anche la leadership sua sia tale che in qualche modo potrebbe diventare ingombrante a livello nazionale. È evidente che sul terzo mandato ci sono poi anche le candidature regionali, vedi Sardegna, vedi Abruzzo, insomma non è una cosa da poco, no? Perché l'Italia dice noi siamo cresciuti, i sondaggi ti danno alla percentuale 2 cifre, mentre tu Lega hai una percentuale a una cifra sola, per cui onestamente spetta a noi. Gli altri dicono no, insomma noi vorremmo fare una forzatura sulla Sardegna e questo complica un po' la situazione, ma io penso che sul terzo mandato potrebbe esserci anche un colpo di scena a livello proprio locale, dove la maggioranza potrebbe proporre un terzo mandato, e che è fattibile, e io penso che sia anche capibile anche dalle popolazioni, al di sotto dei 10.000 abitanti, dove molti sindaci sono in scadenza del secondo mandato e non hanno uno sbocco politico o personale, in qualche modo cercano di rimanere a galla, soprattutto del centrodestra, ma anche il centro-sinistra qui schiaccia l'occhiolino, perché il PD non sarebbe contrario al terzo mandato, quindi ci potrebbero essere delle alleanze spurie, come si dice, no? Tra Lega e PD sugli emendamenti. Potremmo vedere gli emendamenti in Consiglio regionale nascono sempre con grande trasversalità. Senti, abbiamo letto nei giorni scorsi un po' dei totonomi, no? Sappiamo che c'è sempre il rischio, soprattutto in politica, che uno entri papa e poi esca cardinale. No? E si sono fatti diversi nomi, soprattutto nel centrodestra. Secondo te più o meno sarà questo diciamo, lo schema per le europee? Ma più o meno bisogna vedere un momentino, innanzitutto... Chiaramente per il collegio del nord-est. Sì, bisogna vedere innanzitutto il partito di maggioranza relativa in questo momento, Fratelli d'Italia, se vuole candidare uomini di punta qui. Gli uomini di punta sono naturalmente gli eletti in Parlamento, c'è
Ciriani, ma c'è anche il fratello che è sindaco di Pordenone, e c'è anche Rizzetto. Insomma, può darsi che lei dica: io vi ho eletto nel listino, adesso andate a cercare i voti. Potrebbe anche essere una cosa di questo tipo, anche perché abbiamo visto anche l'ultima conferenza stampa, la Meloni cerca un momentino di innervare il proprio cerchio magico, tra parentesi, a suon di consenso, insomma, no? Ecco, per la Lega abbiamo due nomi in pole position, c'è la Lizzi che cercherà la riconferma, ma c'è anche la Cisin che prepotentemente sta entrando in gioco che però vede anche il generale Vannucci in possibilità di entrare con la Lega. Ma secondo te Vannucci eventualmente, Vannucchi, Vannacci, dicendo, secondo te entrerà nel collegio del nord-est oppure sarà in un'altra parte d'Italia? Penso che potrebbe andare anche in più collegi, non so se sarà possibile, penso di sì, perché evidentemente forse Salvini che dice ma a me non interessa, ma in effetti gli interessa molto perché lui deve in qualche modo portare a doppia cifra. C'è un commento da parte di un telespettatore, di un utente che ha detto no, si chiama Vannacci, no, noi abbiamo detto Vannucchi perché l'abbiamo preso al contrario. Vannacci, ci scusiamo. Ma noi abbiamo preso il tema del libro, il mondo al contrario. Esatto, bravo. Poi c'è la questione economica che non è una cosa di secondo piano. Vediamo che l'export qui rallenta, insomma i dati di Confindustria non sono confortanti e quindi una riflessione sulla questione economica andrà fatta prima delle elezioni amministrative che saranno in aprile, e anche qui probabilmente molti comuni sono alla ricerca dei candidati. Io devo dire questo, che io leggo tanti nomi di candidati, compreso il mio comune, ma non li do per probabili, nel senso che la partita è ancora molto lunga e naturalmente i partiti dovranno in qualche modo trovare la quadra dappertutto. Non è detto che un partito piccolo non ottenga la candidatura, non è detto che un partito grande possa in qualche modo raddoppiare, perché ci sono degli equilibri talmente sottili in questo momento che il suggerimento è quello di agire in maniera molto, molto cauta, perché la popolazione aspetta delle persone credibili, aspetta delle persone che facciano e non parlino tanto. Per cui come friulani sappiamo come va a finire. All'ultimo momento troveremo sulle schede i nomi. Senti, per andare un attimo a chiudere questo nostro appuntamento, no? Io volevo fare un attimo un'analisi con te in merito alla famosa lista di prescrizione, no? Come qualcuno l'ha definita dopo la presa di posizione del gruppo Danieli in merito alla famosa acciaieria No Green in Aussacorno. Ecco, questi 250.000 firme, quello che è, che praticamente sono stati un po' presi di mira come una sorta di patibolo. Qualcuno parla di stile Uganda, chi invece tira fuori il Centrafrica e via dicendo. Ma al di là a livello diciamo, delle boutade, a livello tecnico, secondo te come la vedi? Ma vedo che è stata veramente una buttata, non penso che si arrivi al punto di creare delle vendette burocratiche per questi cose. Le cose sono molto più alte. Evidentemente la prospettiva era una, ma la realtà si è rivelata un'altra, perché quando le popolazioni dicono no, a ragion veduta, non ragion veduta, diciamo così, chi vota ha sempre ragione. Quindi io penso che questa pagina verrà in qualche modo archiviata con il bene di tutti, insomma. Bene, grazie Enzo, grazie a voi gentili amici e amiche della visione d'ascolto. Per quanto riguarda la puntata di Mixed è tutto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata e, come si dice in questi casi, mandi.